perché l'inciviltà dipende dalla persona, e l'inciviltà non è una cosa da generalizzare, non si generalizza, non si fa di tutto un'erba un fascio, ricordatevi, perché dappertutto c'è il personaggio incivile, solo che perché Napoli è grande e sta sulla bocca di tutti, la mia Napoli, nel male, ma anche nel bene, soprattutto nel bene, perché ogni anno vengono milioni e milioni di turisti a Napoli, solamente per vederla. Quindi, solo perché sta sulla bocca di tutti, tutto si riconduce sempre a noi napoletani. Quindi, voglio, mettete la mano in coppa a coscienza, prima parli noi. Ragazzi, ve lo dovevo raccontare, è stata una cosa che veramente mi ha lasciata veramente sconvolta, scioccata, sconvolta. E vabbè, voglio, vi auguro buon proseguimento di lui, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Allora, io adesso qui dovrei pensare che sono tutti come questo individuo, ecco cosa volevo dire. Per chiudere, dovrei pensare che perché questo individuo ha fatto questa cosa, allora a Taranto sono tutti così. Ma non è vero, perché a Taranto ci stanno anche le brave persone e anche a Napoli ci stanno le brave persone. L'unica differenza è che a noi si massai, quindi la proporzione è un po' più elevata. Ok? Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona settimana e quando ci vo ci vo.